Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Buonasera cari amici a casa e amiche, specialmente benvenuti ad un'altra puntata di Insieme idee e persone. Come sapete oggi è una giornata un po' particolare perché questa settimana è venuta fuori la speranza degli italiani, cioè che quindi ci sia il cosiddetto Freedom Day, cioè la possibilità di tornare liberi come una volta, come evidentemente se si parla di libertà mancata qualche riflessione bisogna farla. E noi oggi nel nostro testo di presentazione abbiamo scritto Freedom Day o pesce di aprile, visto che si parla che dal 1° aprile le cose potrebbero cambiare, perché non mi sembra che sia in atto questa vera volontà di fare un cambiamento epocale, almeno qui in Italia. Un'Italia sempre più dipendente dall'Europa. Ecco, questi ed altri argomenti ve li voglio affrontare con gli ospiti, però prima di lanciare la sigla, prima di presentarvi gli ospiti, abbiamo deciso di fare un one-to-one con una persona esperta nel settore food. Ecco, ve lo vado subito a presentare. Abbiamo qui con noi il dottor Marco Lucentini, che la ribalta dalla cronaca come ruolo di consulente aziendale, però, dottore, lei è esperto nel settore food, anche perché il settore food io ho avuto molto piacere di invitare a noi in trasmissione. Dottore, deve sapere che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo sempre difeso strenuamente il mondo del food, perché sono stati secondo me gli imprenditori più vessati, i controlli, i costi del controllo, poi se entri alle 3 succede così, di bere fuori a metà, cioè veramente abbiamo sentito di tutti i colori. Hanno gridato aiutateci, proprio al popolo italiano, aiutateci, salvo poi dire sì, siamo favorevoli al Green Pass, e mi sembra che poi hanno fatto una marcia indietro dicendo sì, però alla fine abbiamo scoperto che il Green Pass ci penalizza perché abbiamo un 30% in meno di coperti, la gente non viene più al ristorante, c'è un po' di malcontento. Ecco, ci vuole, dottore, dire che cosa sta succedendo nel settore food. Intanto buonasera a tutti i telespettatori. Allora, noi ci occupiamo di consulenza strategica per la ristorazione ed è una cosa un po' particolare perché in questo momento storico dove dopo 2 anni di pandemia, dove dopo 2 anni tra aperture, chiusure forzate, multe, un po' il settore si sta riaprendo. Allora noi avevamo già cominciato 3 anni fa perché abbiamo un'idea di ristorazione completamente innovativa. Per quanto ci riguarda il ristorante è un'azienda, tutto ciò che fa reddito per un'azienda e quindi lo affrontiamo come tale. Fondamentalmente abbiamo un'impostazione un po' particolare in quanto andiamo a introdurre concetti nuovi come food cost, come menu engineering, andiamo a trasmettere i valori attraverso una comunicazione. Insomma, diciamo che stiamo cercando di dare un nuovo linguaggio al settore. Sinceramente il cliente abituale adesso è completamente cambiato perché intanto usa molto internet, nuovi canali, quindi è una persona che studia, che ricerca, che si affida a determinate piattaforme. Faccio un esempio a TripAdvisor, ma ce ne sono tante altre, quindi il ristoratore deve essere allineato a questo nuovo tipo di mercato. Ecco, dottore, senta, le facciamo una cosa, le faccio finta di essere un imprenditore del settore food. In che cosa secondo lei dovrebbe cambiare il ristoratore? Sicuramente abbiamo fatto un passaggio epocale, siamo passati da, come diceva lei, da una ristorazione, diciamo, che non aveva molte pretese se non dare un cibo buono, che insomma sembrerebbe già una piccola cosa, però è una gran cosa, ha invece una ristorazione più attenta anche all'immagine, più attenta ai ingredienti, potremmo dire, insomma, fondamentalmente più vicina all'essere umano, ecco, ancora di più se possibile. Quindi che cosa consiglierebbe all'imprenditore oggi che sta magari anche aprendo una nuova attività oppure la sta riaprendo? Perché ricordiamo che molte attività di ristorazione sono chiuse, hanno deciso di chiudere qualche mese fa perché non erano più in grado di tollerare i costi fissi che attanagliano ai medi imprenditori. Dottore. Dottor Lovino, le faccio una domanda invece. Lei quando varca la sua ristorante che cosa cerca?
Cioè questo è soggettivo, perché ognuno può cercare quello. Glielo dico io cosa sta cercando. Lei cerca emozione, quindi il cliente abituale cerca emozione. Emozione è il piatto. Oggigiorno mangiare non è soltanto mangiare, ma un'esperienza sensoriale. Quindi l'imprenditore della ristorazione oggi deve entrare intanto in un concetto completamente diverso. Intanto noi abbiamo cominciato in maniera molto timida a entrare in questo mercato 3 anni fa. L'idea è che io mi occupo di consulenza aziendale, abbiamo calato il modello nel mercato della ristorazione. Abbiamo riscontrato una cosa abbastanza importante, che il ristoratore di solito crede di avere la verità in tasca, ma purtroppo il tempo è cambiato. Oggigiorno non è più facile fare ristorazione, oggigiorno bisogna introdurre determinati concetti, quindi di conseguenza la persona che entra all'interno del ristorante si aspetta un'esperienza sensoriale. Si aspetta, prima di ordinare il piatto, se lo gusta attraverso una foto, si legge una recensione. Quindi è fondamentale cambiare gli strumenti. Il problema qual è? Che i ristoratori di oggi non cambiano. Loro pensano che per 50 anni è andata avanti così e dovrà andare sempre avanti così. Purtroppo il mondo sta cambiando e quindi di conseguenza se il ristoratore non si adegua, chiude. Vi faccio un esempio banale. Noi abbiamo avuto la fortuna di cominciare con questo progetto, sono entrate ristoranti molto importanti, prima della pandemia. Avevano determinati pilastri dove appoggiavano il loro business. È cambiato tutto. Cioè, gente che aveva 40 dipendenti e fatturava oltre 1 milione di euro, si è trovata a fare delivery, parola sconosciuta. Tra l'altro delivery, affidarsi a chi? Just Eat o altre tipologie Il mondo sta cambiando, però ecco, dottore, va anche detto che può essere considerata anche una bella prova sensoriale pagare il conto. Certe volte quando uno va alla cassa dice cosa ho mangiato, alla fine 100 euro, 190 euro, quindi anche su questo secondo me la ristorazione dovrebbe porre maggiore rilievo, perché tornare un po', diciamo, come dire, a capire che anche l'economia è cambiata, quindi non sempre le persone sono disponibili a spendere cifre importanti, anche sotto certi aspetti non sempre giustificabili. Sì, dottor Livio, però le spiego una cosa. Noi, essendo dei manager del settore della ristorazione, ragioniamo come mercato, quota di mercato, targa di riferimento, comunicazione, quindi per noi sono mercati da aggredire. È ovvio che nel momento in cui lei è un ristorante, cioè va a mangiare in un ristorante stellato, e come il nostro sommelier, idrosommelier, mi ha fatto notare, perché noi quando entriamo nei ristoranti andiamo a valutare, facciamo un'analisi SWOT, quindi andiamo a valutare la qualità del cibo, la qualità del servizio e l'accoglienza e l'ambiente. Se io entro in un ristorante e spendo 100 euro, ci è capitato poco tempo fa, perché poi tra l'altro Dev Restaurant è formato da 3 persone che di solito entrano all'interno del ristorante, abbiamo Sabina Massimiani che coordina un determinato servizio di formazione finanziato all'interno della società e Dennis Sandri. Sandri, entrato nel ristorante, dice ma scusate, questo ristorante da 100 euro, 150 euro, il bicchiere è di vetro anziché di cristallo, oppure uno va in bagno e trova. Quindi se io entro in un ristorante mi aspetto determinate cose. Io credo, siccome sono noi a scegliere il ristorante dove andare, io so anche quanto spendo prima e quindi di conseguenza mi adeguo a quello che voglio. Perché in effetti deve cambiare anche un po' questa cosa, i prezzi alti per forza, poi adeguiamo anche la qualità, cioè come diceva lei correttamente, se devo spendere 100 euro li spendo volentieri se tutti gli standard sono adeguati, quella è un po' la sua funzione. Ecco, approfitto per salutare l'amico Dennis Sandri, che visto che ha citato esperto di acque, quindi è una cosa anche nuova, quindi magari poi uno di questi giorni affronteremo. Se posso dire un po' quello che abbiamo in più in questa... Sì, l'ultima prego, perché così poi chiudiamo l'intervento. Sì, una cosa abbastanza veloce, noi entriamo comunque con delle figure molto particolari, all'interno di Dev Restaurant facciamo formazione finanziata, quindi cominciamo addirittura a introdurre la Lean all'interno del ristorante, cosa che si fa normalmente nelle aziende. Lean sono i processi. Abbiamo il gastronomo, che è una figura molto particolare, il nostro addirittura è un master di primo livello, lavorato in economia all'Università di Pollenzo in Piemonte. Abbiamo l'idrosommelier, quindi proponiamo la carta delle acque, quindi abbiamo un plus valore e quindi abbiamo veramente figure di spicco e molto molto avanti per il mercato, anzi a questo punto direi in linea, perché il mercato è cambiato. Benissimo, allora dottor Lucentini, grazie per questo brevissimo intervento. Grazie a voi dell'ospitalità. Ecco, ne parleremo ancora, perché il mondo della ristorazione è un mondo affascinante che ci riguarda da vicino. Ricordiamoci che sempre quando pensiamo a un momento bello pensiamo di andare al ristorante, quando pensiamo di fare un incontro d'affari pensiamo a un incontro
sempre in un locale, quindi è molto importante per noi riappropriarci anche del rapporto con i ristoratori in una maniera forse più corretta, sperando che possa essere migliore possibile rispetto al periodo pre-pandemia, con gli adeguamenti che la pandemia ha portato, quindi come diceva il dottor Lucentini, quindi più attenzione anche alla comunicazione, all'immagine, al mangiare con gli occhi. Bene, dottor Lucentini, grazie ancora. Grazie a voi. Non ci resta che dire sigla, rimanete con noi un minuto, cambiamo lo studio e continuiamo il nostro talk show insieme alle persone. A fra pochissimo. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Eccoci di nuovo in diretta, 21:13, continuiamo il nostro talk show, vi presento i nostri ospiti. Abbiamo qui con noi Carlo Guglielmo, responsabile senior Salvignasego Forza Italia. Benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi abbiamo Davide Lovat, che è il nostro attivista politico. Benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti. Francesco Scopelliti, dirigente politico Italia Viva per ora, perché poi non si sa, questo partito si fonde, si crea, si federa, perché si federa. Si federerà. Boh. Basta vincere, l'importante è vincere. Si federa. Tutti dicono così. No, io poi non capisco Scopelliti, perché ognuno dice 20%, voglio raggiungere il 20%, ma questo 100%, quanti 20% ha? Vabbè, ne parleremo. Noi il 30. Ah, ecco, non ci accontentiamo del 20. No, perché facendo la somma, a me mi hanno insegnato 20 più 20, arrivo a 250, vorrei capire come funziona. Tanto poi alla fine governa sempre il PD. Quindi... E quindi mi spiace per il suo Renzi. Ecco, poi abbiamo collegato invece in diretta, qui da collegamento Skype, vediamo la dottoressa Barbara Balanzoni. Ce l'abbiamo? Eccola qua, dottoressa, benvenuta, bentornata. Dottoressa, so che ha pochissimo tempo, oggi è stata una giornata un po' particolare per lei, mi sono permesso anche, mi hanno girato un video in cui, posso dire, in strada lei era, adesso magari spiegare cosa è successo, alla commissione medica e c'erano le persone che gridavano libertà, libertà, un mio amico mi ha girato un video, mi sono permesso di lanciarlo in suo sostegno. Ci vuole un po' spiegare che cosa è andata a fare lì in commissione medica? Sì, allora tutto nasce fatta contro di... Scusate, ho un pelo di ritorno. E il 24 dicembre l'Ordine di Venezia mi ha aperto un procedimento disciplinare per, adesso vado a memoria, un violento
atteggiamento contro l'approccio alla pandemia e la posizione antivaccinista. Il senso è questo. E quindi oggi c'era l'udienza presidenziale. E com'è andata? Io ho ricusato, che è la terza volta, tra l'altro, è il procedimento in 3 anni, scusate, dal gennaio dell'anno scorso a oggi siamo al terzo, e ieri è stato negato la possibilità al mio avvocato di nei prossimi giorni di avere un incontro da remoto col Presidente, e quindi per violazione del diritto di difesa, ma non è la prima volta, perché l'ultima volta a dicembre scorso mi venne impedita la partecipazione da remoto quando io mi trovavo per lavoro a Merano, e quindi ho ricusato l'ordine, e bisognerà vedere come loro si esprimeranno rispetto a questa ricusazione, quindi fondamentalmente non è andata in nessun modo. Ecco, senta, ci vuole dare, dottoressa, un po' il quadro della situazione dal suo punto di vista, che è, diciamo, come dire, esterno, mi passi il termine esterno rispetto a certe logiche in cui alcuni suoi colleghi professionisti invece sono un po' più coinvolti, un po' più schierati. Ecco, invece lei che ha preso una posizione più netta, ci vuole un po' dire com'è la situazione a livello anche pandemico, perché si parla già della cessazione piano della crisi, dell'emergenza, però si parla ancora di tenuta Green Pass. Ecco, ho parlato oggi con un mio amico che ha 2 figli all'università e mi hanno detto che hanno dovuto fare la terza dose perché se no non ritornano a fare a scuola, all'università, quindi ci sono delle cose ancora un po', diciamo, che non vanno, ecco. Sì, allora io parlo ovviamente da medico anestesista rianimatore, che è quello che sono io, e già da quello che ha detto lei si capisce che, ma è stato dichiarato, quindi è pacifico oramai, che il Green Pass non è più agganciato a una questione medica, ma è agganciato a una scelta politica. Peccato che passi attraverso l'inoculazione di un farmaco che tra l'altro dovrebbe, e non lo fa perché anche questo è sotto gli occhi di tutti, immunizzare, e non può farlo perché il ceppo di Wuhan oramai è scomparso dal mondo reale, e quindi bisogna inocularsi questa sostanza su cui c'è il segreto industriale, quindi non si possono nemmeno avere dati precisissimi, e che dovrebbe immunizzare per un antigene che non c'è più. Quindi si capisce veramente anche da questo che rendere impossibile la vita ai cittadini che non si piegano e non si sottomettono a questo atto proprio di sottomissione, a questo inchino, è una precisa scelta politica, per cui dal punto di vista medico non c'è alcun tipo di razionale, non solo perché tutti gli studi delle riviste prestigiose non solo hanno messo in allarme rispetto agli effetti avversi, ma questi effetti avversi in Italia vengono semplicemente negati, quindi vengono dichiarati inesistenti, quando in realtà non è così. Quindi il Ministero mi ha denunciato per condotte antiscientifiche, o meglio, io l'ho saputo dai social, quindi quello che ho appreso dai social è che il Ministero della Salute a metà dicembre, su segnalazione di un disperato che non ricordo che cosa facesse nella vita, cosa faccia, sosteneva che io avessi delle posizioni antiscientifiche, e questo nasceva dal fatto che dal mese di ottobre io avevo incominciato a trattare, a prescrivere farmaci, diciamo così, che il Ministero si ostina a non volere affermare che funzionano praticamente. Scusate l'italiano, ma sono veramente stanca. Immagino, non si preoccupi assolutamente. E quindi io avevo pubblicato di volta in volta gli screenshot delle persone che mi dicevano sono diventato negativo, anche perché nessuna delle persone, avrò avuto fortuna anche comunque, che io ho seguito ha avuto l'ospedalizzazione, e questa cosa dal Ministero è stata vissuta come probabilmente una lesa maestà.
E quindi da questo è derivato questa segnalazione all'ordine che in modo molto celere ha dato seguito a distanza di manco 10 giorni. E quindi quello che mi è contestato praticamente è il mio atteggiamento antivaccinista, che peraltro rispetto al Covid-19 stiamo parlando, faccio nuovamente mio, e questa violenta, quindi sarei io la violenta, questa violenta opposizione alla gestione pandemica, che fa qua da tutte le parti, che parte peraltro dalla vicenda di Zambono, OMS, Ranieri Guerra, Speranza e Brusaferro, di cui sanno oramai tutti, anche grazie alle trasmissioni televisive che se ne sono occupate, e quindi è un tentativo, peraltro abbastanza così grossolano, di controllare il dissenso medico come se bastasse eliminare me per eliminare gli effetti avversi. Non riesco nemmeno bene a capire dove si voglia arrivare, perché ora, avendo io ricusato l'ordine oggi, non so quali domande mi volessero fare, perché io dico solo che oggi io sono entrata con la Digos, quindi praticamente siamo nella situazione in cui un medico italiano che fa il medico da 21 anni entra con la Digos, con il dirigente della Digos, che ringrazio oltretutto perché è stato molto gentile, con me, che entra con me all'ordine dei medici, e la cosa più grottesca è stato che il dirigente si voleva accertare, perché avevo chiesto che entrasse con me Stefano Puzzer, che era venuto da Trieste, e un'altra persona, e il presidente dell'ordine ha detto che io potevo entrare solamente con il mio avvocato, ma si era dimenticato che 2 giorni fa, ieri o 2 giorni fa, aveva negato al mio avvocato l'udienza da remoto nei prossimi giorni, ben sapendo che oggi il mio legale fisicamente non avrebbe potuto esserci perché doveva avere il tempo di leggersi il fascicolo. Quindi siamo veramente alle comiche oramai, nel senso, io provo sincero imbarazzo perché da medico che ne ha viste un po', perché insomma in 21 anni di professione di situazioni strane se ne vedono. Essere arrivati a dover... Io avevo la polizia schierata fuori, cioè davanti all'ordine dei medici, tutte persone assolutamente tranquille, che non, devo dire la verità, la polizia si è comportata in modo esemplare oggi. Il dirigente della Digos per una persona che fa il medico. Quindi essere arrivati a questo livello di distorsione e a questo livello di devianza, ovviamente non è colpa né della Digos né dei poliziotti, ma la colpa ormai è del Ministero. Però lascio a chi ascolta i commenti. Senta, dottoressa, poi l'ultima domanda, poi veramente non voglio tediarla oltre perché so che è stata per lei una giornata impegnativa, anche se mi dicono che mercoledì prossimo potrebbe avvenire quello che avrei tanto auspicato, di averla magari qui in studio, vedremo cosa potrebbe succedere. L'ultima domanda, ecco, io ho fatto nel testo di presentazione oggi nel mio post, 31 marzo scade lo stato di emergenza, quindi dal 1° aprile Freedom Day o pesce d'aprile, perché comunque la domanda nasce spontanea, perché qua mi sembra che lo Stato non vuole assolutamente mollare né Green Pass né vaccinazioni e né quant'altro. Ma guardi, le dico che mi hanno mandato oggi un articolo, poi guarderò questa puntata in differita anche per sentire le persone che sono in studio. Praticamente i medici guariti, allora i medici sospesi e guariti dal Covid, quindi i medici che si ammalano, si contagiano e quindi sviluppano gli anticorpi, quindi persone che per la biologia sono immuni, e così questo vale anche per gli insegnanti, per i militari, insomma per tutte le categorie per cui c'è l'obbligo, non sono riammesse, cioè questo è l'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato e anche della Federazione Nazionale dei Medici, che è una cosa gravissima perché vuol dire negare le regole basi della biologia, sostenendo che queste categorie che hanno l'obbligo vaccinale non hanno un obbligo di Green Pass, ma un obbligo proprio vaccinale. Quindi siccome il Green Pass ce l'hanno pure i guariti, in realtà i medici, adesso parlo dei medici ma metto dentro anche i militari e gli altri, che sono guariti, non essendo assoggettati al Green Pass ma all'obbligo, devono fare un vaccino per la malattia da cui sono guariti in modo documentale, perché hanno gli anticorpi,
perché diversamente non possono essere reintrodotti sul luogo di lavoro. Quindi noi stiamo dicendo che milioni di persone, o migliaia, comunque non so quante siano, ma sono destinate ad aumentare, perché oramai è endemica la cosa, cioè la diffusione del SARS-CoV-2 è endemica, sono private della possibilità di mangiare pur guarite, perché non si sono sottomesse alla vaccinazione con una cosa che nemmeno esiste più, perché ricordiamo che non esiste più, non circola più la variante per cui c'è questo farmaco che è documentato dare miocarditi mostruose, è documentato aver provocato la morte di almeno 22 persone, ma sono ben di più, ma prendiamo pure anche solo i 22 che sono accertati. E questa è una cosa che non ha, nella storia della medicina, non ha un precedente. Per cui io adesso, poi magari una volta che sono lì in presenza ne parliamo con più calma. Bene. Va bene, dottoressa. Allora, abbiamo un po' di difficoltà sul collegamento. Allora, dottoressa, io la ringrazio. So che è stata, come ripeto, una giornata impegnativa per lei, lo ribadiamo. Oggi si è presentata in commissione medica, a quanto pare scortata dalla Digos, neanche succede alle peggiori persone, quindi evidentemente una situazione un po' particolare. L'aspetto in studio mercoledì prossimo, così magari potrà raccontarci di persona. Vabbè, vediamo, Scopelliti, non si preoccupi. Grazie. Se mi fa saluto. Prego? No, dico, se stavano parlando con me non riesco a sentire. No, vabbè, non si preoccupi, meglio, non si preoccupi. È un ospite tifoso estremista, quindi, quindi vabbè, no, a parte è un amico. Figlio già la quarta dose, allora. Posso già fare la quarta dose, serenamente. Perdiamoci di vista. Vabbè, punti di vista, come si dice. Per cui neanche mai l'ho vista. Quindi, ecco, esatto, quindi il principio è quello, scoprito. La dottoressa non ti ha mai visto, quindi non può perderti. No, parente del dottor Balanzone. No, va bene. Senta, dottoressa, io la ringrazio. Chiudiamo il collegamento. Grazie, noi ci vediamo mercoledì prossimo e grazie di questi 20 minuti assieme che spero possano aver aperto la mente a più di qualcuno. Grazie ancora. Alla prossima in studio, grazie ancora, arrivederci. Bene, Scopelliti, non è che se tutti la pensano, non la pensano come lei, sono dei terroristi. Cioè, abbi pazienza, le piace l'abbi, dello del lei. Ho delle idee estreme io. Cioè? Chi non la pensa come me è molto democratico. Punto e basta. Anche quella è democrazia, pensare di aver sempre ragione. Cioè, no, però comunque mi è piaciuto, in effetti, da un po', come dire, messa a KO la dottoressa quando te hai detto non ti voglio più vedere, non ti voglio neanche vedere, hai detto ma non ti ho mai visto, quindi... Ma figurati io a lei, ma chi la conosce a questa? Perché no, studi un po' di più, dai, Francesco, studi un po' di più. Ora li abbiamo fatti diventare eroi, gli eroi sono quelli che combattono il virus, non quelli che... e quindi... tutti i medici d'Italia, se poi ce ne sono 3 che non sono d'accordo, pazienza, li licenzieremo e così ce li togliamo di torno. Ecco, va bene, però via, fuori dalle balle. Vabbè, comunque fare questi estremismi può essere anche rispetto alla tua opinione, Francesco, però Scopelliti, però sicuramente bisogna, i medici sono persone che vanno rispettate come tutti i lavoratori. No, non tutti. Non tutti. Tutti i lavoratori vanno rispettati, esatto. Vanno rispettati quelli che hanno un po' di cervello, che hanno almeno 3 neuroni. Vabbè, ma tutti hanno il cervello, bisogna usarlo adeguatamente, c'è chi lo usa nel modo o nell'altro, non tocca a noi discernere. Ribadisco... Sono ancora incazzato per quello che ho sentito, quindi è meglio che sto zitto un minuto. Vabbè, passo agli altri ospiti, così sbolli un po', Francesco, dai. Poi dovresti essere contento, insomma, non ti ho invitato quando giocava l'Inter, cioè devi essere anche contento. No? Beh, forse era meglio se venivo, visto il risultato. Sì, vabbè, se lo dici tu mi va anche bene. Allora, ricordiamo che c'è il 049 63 11 11 per chi volesse chiamare. Ecco, ricordatevi che abbiamo un po', visto che oggi siamo un po' di fretta, avremo poche telefonate, per cui andate sulla pagina Facebook di Insieme Idee Persone TV e mettete sulla diretta il commento sotto, perché oggi forse non avremo tempo di rispondere a tutte le domande. Quindi ricordatevi Insieme Idee Persone TV o anche su YouTube, Facebook, parlo ovviamente, e mettete un commento così avete la possibilità
di dire la vostra senza per forza passare attraverso il telefono. Lovat, facciamo un po' il punto della situazione, ecco, magari Francesco Scoperiti rispetto a quello che ha detto la dottoressa Balanzoni ha assunto una posizione antitetica, però sappiamo che lei insomma è un opinionista politico, quindi sicuramente potrebbe darci e ci darebbe un quadro più oggettivo possibile di quello che è la situazione oggi in questo momento. Opinionista e attivista, sempre con dei valori di fondo, per cui io sono fin dal principio di questa situazione a difesa della democrazia, della libertà e del diritto, che è stato completamente calpestato e tuttora in Italia continua a venire calpestato. In Europa, passata la paura e passata la fase grave della pandemia, ovunque le misure di restrizione stanno venendo tolte o sono già completamente tolte, e in un contesto dove abbiamo la cittadinanza in comune, la cittadinanza europea, si crea una situazione di profonda discriminazione fra i cittadini europei dello Stato membro Italia, Repubblica Italiana, e i cittadini europei degli altri Stati membri. Oggi da noi, con lo stato di emergenza protratto oltre i limiti previsti dalle leggi di rango costituzionale, peraltro formulate per la protezione civile e per analogia applicate alla situazione sanitaria, con uno stato di emergenza che è già andato oltre i limiti previsti dei 12 mesi più 12, sono state prese delle misure draconiane, ben prima di Draghi, ma insomma l'etico è un altro, c'è solo l'assonanza, delle misure draconiane che continuano a venire reiterate. Domani va alla fiducia l'ultimo decreto legge e ancora con l'abuso dello strumento della fiducia parlamentare, una vergogna tutta italiana, l'abuso della fiducia per portare ancora fino a giugno il mantenimento del Green Pass per questa nuova categoria di cui faccio parte dal 19 dicembre, gli ultra cinquantenni, una categoria surrettizia creata ad hoc semplicemente con lo scopo di bullizzare una parte della popolazione. Su questo punto di vista, non su tutto, ma su questo la penso esattamente come la dottoressa Balanzoni, perché lo Stato non sta più facendo cautela sanitaria e prevenzione sanitaria, sta semplicemente esibendo i muscoli per andare a colpire i dissenzienti. Io sono tutto tranne un Novax, lo sapete tutti, mi conoscete, io tra l'altro ho fatto 40 giorni d'ospedale, di cui 20 intubato, non ho mai negato il Covid, però c'è qualcosa che conta di più dal mio punto di vista, ed è la tutela dello Stato di diritto e dei fondamenti della democrazia, che qui in Italia sono stati letteralmente messi da parte. Questa è una cosa che io continuerò a dire fino alla morte. Già l'ho testimoniato e sono pronto. Andrei volentieri di nuovo in ospedale se questo valesse per far capire alla gente che la questione sanitaria è una e quella politica, con quello che rischia di portare avanti e con il vulnus alla democrazia che già è stato creato, vulnus vuol dire ferita, alla democrazia che è già stato creato, se non li togliamo e non prendiamo atto, il futuro ha creato dei precedenti, il presente ha creato dei precedenti che per il futuro saranno pericolosissimi. È una situazione ormai irrimediabile da un punto di vista costituzionale. Per come siamo messi è irrimediabile. Abbiamo avuto Trabucco insieme con me in trasmissione l'altra volta, costituzionalista esimio, o si passa per una nuova fase costituente o per così come siamo andare avanti è diventata una barzelletta perché la Costituzione vale zero. Ecco, Scoperiti, è un po' sbollito la rabbia oppure sei ancora... Sì, no. Ora, a parte la rabbia, insomma, che è anche fuori luogo, insomma, no? Perché io capisco anche l'atteggiamento della dottoressa Balanzoni. È una poveretta, ha paura e non si vaccina. E questo è un problema, voglio dire, no? Quelli che hanno paura non li puoi scalfire, insomma, no? Hanno paura e basta. A me danno più fastidio i furbetti, quelli che non si vaccinano e che dicono approfitterò della protezione di gregge, no? L'immunità di gregge. Quelli dell'immunità di gregge. Quelli mi danno un po' più fastidio, devo dire, no? Quanto la posizione di Lovat. Va bene, insomma, quindi hai vissuto sulla tua pelle 40 giorni in ospedale. Certo, di cui 20 in coma farmacologico.
Ma porca miseria. E poi ti sei vaccinato? Assolutamente no, non c'è bisogno, è controindicato. Perché sei coperto dal fatto che... Sì, ma in ogni caso, fin tanto che mi vogliono imporre un trattamento sanitario sproporzionato, io lo rifiuterò sempre per principio. Ma vedi, scusa, non ti interrompo, solo mi piace dialogare, voglio dialogare stasera, non fare casino, insomma, e basta, come faccio di solito. No, dialoghiamo. No, ti volevo dire questo. Intanto ti volevo segnalare che io ne ho 62 anni, prossimamente ne farò 63 a novembre. Se io avessi vissuto la tua stessa esperienza, probabilmente io sarei morto. Tu no, perché avevi meno di 50 anni, il tuo fisico ha recuperato, perché c'è poco da fare, 15 anni di differenza fanno la differenza. Allora io e il 95% degli italiani siamo grati alla Pfizer che dopo aver fatto il Viagra ha fatto un vaccino che funziona e che ci ha salvato la vita. Ho una madre di 95 anni. Secondo voi mia madre, se si prendeva questo maledetto virus, riusciva a campare? Non sarebbe riuscita a campare. Ha fatto 3 dosi e è al riparo, che Dio me la conservi, al riparo da questa terribile pandemia. Come il 95% degli italiani. Poi c'è il 5% che vede lesi i suoi diritti. Vabbè, fate ricorso alla Corte Costituzionale, vediamo cosa dice. C'è un giudice a Berlino. Volevo dire a Lovat che lo rassicuro, c'è un giudice a Berlino. Anche a Pisa ce n'è uno che per fortuna ha emanato una sentenza interessante in settimana. Vediamo quando sarà finita, sono curioso. Però questo 5% forse, Francesco, merita un po' di rispetto in più. Ma certo che merita rispetto. Prendiamo una telefonata da casa. Quelli che hanno paura meritano rispetto. I furbetti no. Hanno tutto il mio disprezzo. Chi parla? Buonasera direttore, sono Sebastiano D'Abano. Sebastiano, prego. Buonasera. Niente, io gli volevo dire appunto, il dottore che dice, il dottore di Italia Viva, che dice che quelli che non si vaccinano per lui non contano. Per me siamo tutti uguali, perché se il vaccino non è obbligatorio, ma perché mi devi costringere a vaccinarmi? Cioè è una follia, ti vuoi fare 10 dosi, fatele. Ma non puoi pretendere che tutti gli italiani dobbiamo essere pecore, che ci dobbiamo fare prima, seconda, terza, quarta, quinta dose. Cioè, ma mi sembra che siamo topi di esperimento. Ora voi mi dovete dire per quale motivo uno Stato ha messo che il tabaccaio non è obbligato a chiedere i Green Pass. Me lo volete dire? Perché il tabaccaio lavora per lo Stato, perché si vende le sigarette, vende il gratta e vinci. Il tabaccaio è a discrezione del tabaccaio. Un ristoratore deve chiedere gli impatti a tutti i clienti. Quando mi sapete dire questa spiegazione, però me la deve dire quello di Italia Viva. Non deve dire che gli italiani si gliela devono dico subito. Gliela dico subito, Sebastiano. Te la spiego come a un bambino di 5 anni. Allora, te la spiego. Quando uno entra dal tabaccaio per comprare le sigarette, sta dentro 14 secondi, va bene? Certo. Quando uno va a sedersi in un ristorante, sta seduto 2 ore. Ecco, ti basta questa come differenza. Se non capisci questa, pazienza. Poi ti faccio il disegnino, se non hai capito questo. Ho capito, me lo faccio direttamente, tanto tutti quelli del PD, tutti quelli di sinistra. Siete compagni, ciao. E io mangio. Ciao. Buonasera. E il direttore per lo sfogo. Grazie. Sebastiano, ma è il nostro telespettatore affezionato, però una volta lo inviteremo qui in trasmissione. Male che non dovevo fare Stefano, Francesco, te hai creato un consenso unanime ai nostri amici di Facebook perché ti hanno dato tutti contro. Stefano, leggiamo qualche messaggio simpatico nei confronti al tanti nemici, tanto onore, diceva un amico tuo. Cos'è che dice che qualcuno qua? Vabbè, ne leggo uno
uno a quel caso. signore arrogante e impertinente nei confronti dei lavoratori si vergogni di quello che ha detto e se le piace tanto questo regime vada in Cina. Perlomeno trova quello originale che le farà piacere, presumo. Vattene tu in Russia. No, io sto qua perché mi piace questo regime. No, Guarda però, un scusa, po'. posso una cosa? Sì, no, prego, Stefania voleva dire una cosa. Non è il 95% degli italiani che è d'accordo, perché quanti sono stati obbligati? No. Ecco, non è il 95%. È una bella precisazione. Scusa se lo dico perché sono molti stati obbligati meno. perché c'è una ragione superiore. No, sono stati obbligati. Il bene sanitario è superiore al bene individuale. No. Beh, vabbè, comunque. Ma la differenza è sottile. Cioè, la Stefania dice tu parli del 95%, non è il 95% spontaneo, è un 95% obbligato, in cui una buona percentuale di questo 95% obbligato perché deve andare a lavorare. Non esiste 2%. No. Francesco, Guarda, sono di più quelli che sono contrari che quelli... No, siete pochi quelli contrari, siete pochi, pochissimi. No, beh, ti piacerebbe, in un numero insignificante. Assolutamente no, sono di dal più punto di vista contrari. democratico. Valete meno di sinistra italiana. Ma allora, scusa, qual è la democrazia? Dal punto di vista democratico, tuttavia, non si può sopprimere la libertà individuale per l'interesse collettivo. Non la si può sopprimere. Si può limitare, ma a determinate condizioni. Mettere addirittura a rischio la vita dell'individuo è vietato non solo dalla Costituzione. E chi la mette a rischio la vita? Nel momento in cui chi ti vaccina o chi non si vaccina? No, anche quando un siero causa decine, centinaia di vittime, per morte, ne salva o effetti milioni. collaterali. Lo so, ma tu non puoi dire io faccio dei sacrifici umani in favore della collettività. Certo, questo non è mai ammissibile, mai in nessun ordinamento giuridico democratico. Il sacrificio umano non è ammesso, sarebbe uno stato totalitario folle, quello che sacrifica le singole persone. La dottoressa fa l'anestesista. Sai quante persone muoiono per l'anestesia? Che vuol dire? Che sono state... muoiono perché hanno una reazione. Ma non è una Ma certo che non è è che una cosa obbligatoria. Se ti devono operare al cuore ti devi fare l'anestesia. Ma quello è un rischio, muori per l'anestesia. È un rischio che tu corri. Viceversa, la questione del siero è un'altra. Uguale, identica. No, è imposta e su questo si continua a giocare. Lei prima dell'inizio della trasmissione citava scherzosamente Gramsci. Sarebbe come dire: Gramsci poteva farsi la tessera del partito fascista anziché andare in carcere. No, viva Dio, se non è obbligatorio io resisto, se non è obbligatorio non voglio. Ma infatti resisto. era obbligatoria e lui non l'ha fatta lo stesso. Certo, e lo stesso chi non si vaccina, chi non assume questo siero che purtroppo è tutt'altro che perfetto, oltre al fatto che è stato misurato su un ceppo della malattia che è già superato, e mentre qui si continua con la terza, la quarta dose dal primo di marzo. È una falsità, state dicendo una falsità, perché il vaccino protegge anche dalla variante Omicron. Ma io, guarda, di questa cosa io non ne vorrei proprio discutere, perché non credo che tu sia un biologo, no? Io non sono un biologo. Tanto a me interessa il discorso Green Pass. Se poi ti mando Burioni e ne parli con Burioni e vediamo se sei capace di tenergli testa. Ma io non entro nell'aspetto medico, a me interessa l'aspetto democratico e mi interessa la questione Green Pass, che con la fine dell'emergenza non cessa, e questo è una violenza. Finisce l'emergenza e non cessa il Green Pass. Questa è violenza, è abuso. No, non è violenza. È abuso di potere. Vincenzo, non è violenza. È abuso di Con potere. il semaforo rosso non si passa e nessuno ti fa violenza. Se sei un cretino, passi col semaforo rosso. Se non c'è più l'emergenza. Quindi non è una questione di violenza, è una questione di regole. Dovrebbe trovare il sistema di regole. Di quei 30% di italiani che non vanno a votare. Dobbiamo ricattarli allo stesso modo. Ma no. Riparto comunque... Guglielmi, sì, certo. Allora, sono passati 4 mesi dall'ultima volta che sono stato tuo ospite e posso dire che questi 4 mesi ho sofferto questo governo Draghi, anche se il mio partito ne è parte integrante e alcuni esponenti ne sono i maggiori, peggio di quelli del PD. In questo senso, questo è il mio giudizio personale, che pensavo che Draghi fosse la differenza di un governo forte che aiutasse i più deboli. Ho visto invece un senso contrario, questo ricatto, poi questo ultimo dei cinquantenni, posso dire, di chi va a lavorare, si doveva trovare un sistema molto, a mio avviso, sempre, molto diverso, nel senso che, cioè, un governo, se sei forte, dovresti
estromettere le bande giovanili a Milano, a Padova, in tutte le grandi città. Non succede niente. Se sei un governo forte devi anche fermare possibilmente chi smercia droga. Non entro nei sbarchi perché sappiamo che è una guerra persa prima di iniziare. Però attualmente quando un governo comanda, come lo sta facendo, io sono per il vaccino, però non per il ricatto, sia ben chiaro, non per i ricatti, perché sennò, come ho iniziato prima, noi dovremmo ricattare quelli che non vanno a votare, perché noi di Forza Italia avevamo il 34%, adesso siamo al 7, l'8, forse siamo cresciuti qualcosa. Perché non vanno a votare quelli di Forza Italia forse, o quelli di Italia Viva? Li ricattiamo perché devono dare il seggio. Cioè, questo è il metodo che è usato. Allora, questo metodo di ricatto io non sono d'accordo. Cioè, sono per la libertà, si deve trovare dei sistemi e soprattutto, torno indietro di 4 mesi, in questi 4 mesi ne abbiamo parlato, ospiti da te, ma quello che era importante, anche se il dottore diceva, l'ha menzionato anche la dottoressa, dei 22 persone, abbiamo però molte, non quelli che fa male il braccio, che magari dopo un mese stanno meglio, ma abbiamo delle persone che hanno avuto delle situazioni, ne ho trovato uno anche oggi, in cui ha avuto questi eventi avversi che non è più la stessa persona che ho trovato. Allora, l'avevo promesso, avevamo un ospite della Lega che era entrato al governo e dicevo, per queste persone, per quelle, sono d'accordo con te quando parli di quelli che sono comunque contrari, sì. Ci siamo, però c'è una grossa fetta di persone che hanno dei problemi fisici. Certo. Cioè, perché non si è organizzato? Il medico di base non ti fa, perché sono terrorizzati i medici di base, non ti faccio nessuna esenzione, oggi poi ti arrestano immediatamente se ne fai una. No. Perché ora io mi chiedo, no? Visto che siamo vicini a una guerra, molto probabilmente danno 48 ore, quando si organizza un esercito c'è l'ospedale da campo, i medici. No? In questa battaglia che non si conosceva bene il vaccino, quali effetti, perché è documentato che danno effetti. Allora, perché non si è fatto per quelle persone che hanno dei problemi veri, che non vanno a vaccinarsi perché hanno paura di dirlo, nessuno li ascolta? Perché non si è fatto parliamo di Padova. Nell'ospedale di Padova c'è un ambulatorio dove ci sono 4-5 medici che vai lì con le cartelle, tu non puoi farti il vaccino. No, tutti hanno paura, abbiamo visto anche ieri sera in televisione da Giordano, che sono i medici che hanno paura che se ti esentano, medici non ti fanno il vaccino perché hai le condizioni di non farlo. Cioè, se noi andiamo a togliere questa grande fetta di persone che hanno paura, che hanno problemi fisici, sicuramente si riduce e non serve fare una guerra per quelli che non si vaccineranno mai. Io sono di questo tipo di democrazia. Noi il ricatto sui lavoratori, io dico, secondo te era il modo di ricattarli? Ma guarda che l'ha fatta Brunetta. Sì, ma guarda che io te l'ho premesso, no? Io te l'ho premesso prima, ho detto che ho alcuni esponenti che sono peggio di quelli del PD. Sentiamo Lovat. Volevo terminare, scusa, posso? No, dico solo una cosa, se poi colpa tua, insomma, 3 persone mi hanno lasciato il canale, Scopelliti, cioè, adesso dopo devo punirla fisicamente. Cioè, hanno detto non posso più sentire Scopelliti, cambio canale. Ma non erano questi gli accordi, lei mi devi fare audience, Scopelliti. Ma guarda che ce ne sono altre centinaia invece che si sono sintonizzati grazie alla mia presenza. Senza dubbio, no, sul serio, mi è stato molto simpatico un ospite su Facebook che ha scritto cambio canale, non voglio più sentire Scopelliti. Ce ne faremo una ragione. Infatti per questa trasmissione, voi lo sapete, tutti possono dire tutto nel rispetto reciproco, quindi anche magari esagerando un po'. Concludiamo. Nel senso che l'ultimo che... Un ragazzo di 36 anni è stato fermato dalla polizia, patente, attività, libretto, poi gli hanno chiesto il Green Pass. In macchina sua? Sì, questo è l'assurdo che è successo 2 giorni fa. Cioè adesso io non so
li mandava al diavolo. Ma questa cosa, Guglielmi, questa cosa ti è successa, cioè testimonianza diretta? A un ragazzo che conosco. Ti hanno raccontato direttamente, non sì, sentito non dire. c'ero io presente. Però non è sentito dire, cioè testimonianza diretta. Doveva prendere il telefono e dire ora chiamo il mio avvocato, vediamo se... E mi ripeti la domanda davanti al mio avvocato. Il punto è che... Sentiamo Lovat, e vedete come entra poi nell'abitudine il Green Pass. Il problema è proprio il Green Pass. Allora dobbiamo ricordare qual è il grande problema. È che si passa da una repubblica nella quale i diritti delle persone sono innati e lo Stato li riconosce, a una dimensione completamente diversa nella quale gli Stati sono concessi dallo Stato se tu hai un lasciapassare. Questo vuol dire uscire dalla democrazia per entrare in un'altra situazione. Ecco perché il Green Pass va assolutamente abolito, ma adesso, subito. E è stato introdotto con la scusa dello stato d'emergenza il fatto che già domani si voti per convertire in legge il decreto legge che prevede la perduranza del Green Pass fino al 15 di giugno, quindi oltre la fine dello stato d'emergenza, dimostra come questo strumento lo si vuole introdurre per cambiare paradigma, cambiare il modo in cui si sta in società. È inaccettabile per chi difende la democrazia che i diritti vengano concessi a condizione che, perché oggi ricatto i cinquantenni, domani ricatto gli interisti, dopodomani ricatto le donne e postdomani ancora chi mi passa per la testa, perché chi si ritrova a detenere il potere ha gli strumenti per ricattare le persone. Questo non è più democrazia. Quello che mi vota contro, sono al potere, penso che una certa categoria sociale mi vota contro, gli do addosso. No, vorrei che si capisce che non c'entra niente vaccino o non vaccino, qui è una questione ben diversa. Bisogna capire questa cosa qua. Scopriti, questa telefonata la posso prendere, magari è contro di te, la prendiamo lo stesso. Cioè, io godo quando c'è qualcuno che parla contro di me. Lo chiedo, va bene. Pronto, chi parla? Sì, buonasera, sono Franco da Padova. Sì, prego Franco. Allora, io vi seguo da tempo. Volevo dire, io non ho niente contro il dottor Scoppelliti. Volevo solo dire che sono d'accordo che con Davide Lovat che vengono a mancare le regole della democrazia e che c'è un ricatto vaccinale. Il vaccino per la loro stessa missione è sperimentale. In più nella vostra rete ho avuto modo di vedere quello che i mainstream nazionali fanno vedere. Molta gente che ha avuto effetti avversi anche gravi e che vengono ignorati in nome di questa libertà. Dico al signor Scoppelliti, di prendere in giro con la manina le persone come dei deficienti e di dire che sono una minoranza sparuta. Sono una minoranza no, sono 7 milioni di persone in Italia, quindi vanno rispettati e non trattati con questa arroganza del potere. Questa arroganza ci sono anch'io e non sono ideologicamente contrario al vaccino. Questa arroganza si esprime contro chi ha delle perplessità contro il vaccino. Non ho mai visto nelle reti maggiori nazionali dar voce a chi ha delle perplessità studiosi, se non essere bannato da 4 o 5 persone contro e non gli si dà la parola. Quindi ci vuole rispetto anche per chi non ha fatto il vaccino, perché il vaccino non è la panacea di tutti i mali e tutte le persone che ho visto nella vostra rete che hanno avuto effetti avversi sono da considerare come persone e non come animali, perché nessuno poi le esercisce. Siamo in uno stato non di diritto, ma di diritto, di obbligo, di ricatto, oggi vaccinare, domani di un altro. Quindi non è una faccenda di vaccini, è una faccenda anche di rispetto per gli altri e non di salutare con la manina un povero deficiente, per quale ci sono anch'io. Va bene, grazie, grazie mille. Franco, grazie mille. Franco, mi senti? No, abbiamo tagliato. Ecco, però su questa cosa qua... Ma scusa, allora noi, il 95% delle persone che si è vaccinato che sono degli animali, secondo l'assunto che sta dicendo lui. Siccome non vogliamo essere, noi che non ci vacciniamo, non vogliamo essere trattati da animali, quindi mi sta dicendo che noi il 95% siamo degli animali. Quindi lui è offensivo nei miei confronti e poi mi dici non li devi trattare da deficienti. Ma scusa, ma allora questo mi dà dell'animale e poi io non gli posso dire che è un deficiente. Manteniamoci su una condizione di rispetto reciproco anche con l'ospite da casa
Però c'è anche da dire una cosa, Lovat, volevo chiederti. A me quello che mi ha molto sorpreso sulla linea di quello che dicevi te è il fatto che il governo Draghi, non dico Draghi perché poi il governo Draghi e tutti i componenti del partito, bisogna dir così. Italia Via, Forza Italia, eccetera, a un certo punto a dicembre... Governo Draghi-Renzi, lo vuoi chiamare Draghi-Renzi? No, Renzi-Draghi... Sarei contento. Va bene, come piace a voi, è uguale per me, non cambia la sostanza. In pratica a dicembre hanno deciso, dal giorno di San Valentino, l'ultimo giorno di San Valentino, vaccino obbligatorio, multa per tutti. Ma allora, che senso ha? Lo stai dicendo tu? No, cioè all'epoca era stato per gli over 50, ti ricordi? Per gli over 50 l'obbligo vaccinale... No, non c'è l'obbligo vaccinale. Dice solo come non c'è l'obbligo se non hai il vaccino non vai a lavorare. Stai a casa. È un obbligo vaccinale. Come se vuoi puoi chiamare? stare a casa, stai a casa. Però io vorrei ricordare che il lavoro è un diritto nella nostra Costituzione. Ho capito, ma anche, non è che tu mi dici, il bene comune è un diritto, la sanità comune è un diritto. Sì, ma ricordo ancora che una repubblica fondata sul lavoro non può negare il lavoro e sottoporlo a un ricatto sanitario. Non può. Sono tutti gli articoli della Costituzione. Adesso non facciamo gli antipatici. La tua democrazia comincia dove finisce la mia? E viceversa, proprio per quello ci sono delle regole comuni. Siccome io voglio essere libero di vivere, allora tu ti devi vaccinare. Non ma ti vaccini, la mia libertà finisce non dove inizia la tua paura, finisce dove io vivo la tua libertà. Se voi avete paura di vaccinare. Io potrei rispondere alla stessa maniera, hai paura di ammalarti, rimani a casa. Certo. Perché la Repubblica è di tutti, anche di chi non si vuole vaccinare. Okay. La Repubblica è di tutti e nessuno può essere privato del suo diritto di fare una vita libera e di godere dei beni della vita associata per la paura di qualcun altro. Si può ribaltare, siccome le regole ci sono. No, a me non passa neanche. C'è una cosa, fammi fare la domanda. Questo assolutamente no, perché sono libere persone che scelgono liberamente, sia chi sceglie di assumere un siero, sia chi lo rifiuta. In Svezia hanno una percentuale altissima di vaccinati, hanno fatto solo persuasione, informazione e raccomandazione. Ma noi non siamo svedesi, dai. Allora cosa siamo inferiori agli svedesi? Certo che siamo inferiori, profondamente inferiori. Poi specialmente Scopelliti, come facciamo a dare dello svedese a Scopelliti che è nato dall'Europa, dagli Stati? Non voglio buttarla in cacciara, cominciamo a dire che siamo inferiori agli svedesi. Scopelliti, mi fai fare la domanda? Allora, la domanda era questa. Secondo te, Lovat, come mai l'obbligo vaccinale sì, non cambia nulla, la sostanza è sempre la stessa, ti costringo a vaccinarti lo stesso, senza dirti che sei obbligato, però questa decisione è presa a dicembre per febbraio, quando si sa che a febbraio la pandemia comunque scende. Cioè, quindi questa cosa vuol dire che a prescindere dall'andamento del piano, quindi dai, Vincenzo. Scopelliti, la domanda è a Lovat. Mi fai fare la domanda. Dopo, rilassati, Lovat. Queste norme dichiaratamente sono state emanate con lo scopo di indurre a vaccinare il maggior numero possibile di persone. Lo hanno dichiarato, l'hanno detto. Il fatto che poi questi decreti legge abbiano, come si sa, 60 giorni per essere poi convertiti in legge, altrimenti decadono, danno appunto 2 mesi per essere convertiti dal Parlamento. Quel provvedimento, tra l'altro, che è stato formulato poi con decreto legge all'inizio proprio dell'anno, viene votato domani. Se per assurdo, che ovviamente non succede, domani il Parlamento votasse contro, decadrebbe con effetto dall'inizio, quindi cadrebbero tutti gli effetti. Il fatto è che pongono la fiducia, di fatto anche lì usando il ricatto. Politicamente la fiducia dovrebbe essere posta solo in caso di necessità ed urgenza. Ora mi domando, dov'è la necessità per le persone che hanno compiuto 50 anni? Che ci rendiamo conto che è una categoria inventata così. Capisco il tentativo di indurre il maggior numero possibile a immunizzarsi, però non capisco assolutamente la modalità, anzi la combatto apertamente perché non è una modalità democratica, ma è una modalità autoritaria. Ecco, senta, a proposito, Guglielmo, volevo chiederti questo. Francamente non ho ancora, rifaccio la domanda, forse l'ho già fatto qualche altro esponente del tuo partito, però non ho capito questo appoggio incondizionato di Berlusconi che è stato folgorato sulla via di Damasco, come si dice, quindi assolutamente convertito all'era Draghi, innamorato. Adesso addirittura ho sentito dire di Berlusconi, sono favorevole
al reddito di cittadinanza, cioè cose inenarrabili, addirittura telefonata cordialissima recente con Draghi, cioè che sta succedendo? Cioè Forza Italia non è un partito di una volta. Ma condivido quanto hai detto, nel senso che anch'io, con la mia esperienza trentennale di amministratore pubblico e avendo fatto 18 campagne elettorali, voglio dire, sono anch'io esterrefatto di questa situazione di Forza Italia, ma forse io sono invecchiato, è meglio darmi una scusa per uscire in bellezza, no? È più vecchio di Berlusconi, impossibile. Voglio dire, perché alcune posizioni anch'io purtroppo non le vedo. L'unica cosa che gli dà atto, a questo posso dire, che ha avuto qualche 2 punti percentuali di più rimanere in questo governo, posso dire questo, può sperare in quant'altro. Francamente, se è questo non siamo messi bene, dovremmo essere più attivi sul territorio, ma questo vale un po' per tutti i partiti, perché diciamo che la politica, compreso il nostro rappresentante Italia Viva, siamo proprio in minimi termini, cioè francamente ci mancava solo il Covid per completare l'opera, perché adesso vedremo la campagna elettorale di Padova. Ecco, infatti no, a parte questo ecco qua continuano ad arrivare i messaggi contro Scopelliti, non li voglio leggere perché altrimenti magari qualcuno potrebbe dar fastidio, invece c'è qualcuno che gli piace i messaggi forti, ecco, quindi, vabbè. Mi piace molto. Ci sta. Ecco, una cosa invece, volevo parlare proprio di questo, di Italia Viva, però ovviamente non ti chiedo a te Francesco, chiedo a Guglielmo. Italia Viva che a un certo punto prende paura, Renzi si avvicina la prossima tornata elettorale, sperando che ci fanno andare a votare, ma ci devono, ovviamente altrimenti sarà un caos, vabbè, diciamo, è una battuta, a scadenza, 2023 quindi si va a votare e Renzi comincia a prendere paura e dice caspita, qui sono sotto il quorum, se non mi federo, come ho detto prima, non mi alleo con qualche altro partito, e lì nasce l'accordo con Coraggio Italia bifronte, cioè nel senso questo partito, ho letto testuali sul giornale nazionale, quindi si allea con questo partito e diventa un'entità bifronte, cioè che potrebbe andare a destra, ma se va bene anche a sinistra. Cioè io francamente questa manovra, il maquillage, il marketing politico non riesco ancora a capirla. Allora, il mio giudizio è che se ci sono troppi partiti in cui chi comanda ritiene che il partito sia suo. Nel caso di Forza Italia l'ha creato, ha avuto il massimo, quindi tutto il rispetto, tantissime idee buonissime. Se pensiamo oggi il momento di crisi del TAP, se non c'era Berlusconi che avesse dato l'avvio a suo tempo non avremmo neanche quel tubo. Detto questo, è chiaro che nel caso di Renzi comincia a essere perseguitato, poi vedremo la sentenza finale e quant'altro, un po' come Berlusconi molto di più, voglio dire, e quindi capisce che a sinistra è in difficoltà con questo Letta, e certo Letta non si può dimenticare il passaggio stai sereno, e quindi avrà qualche difficoltà anche sulla sua sinistra, da dove proviene, e quindi l'unica idea sua per salvarsi è cercare di andare verso il centro, un centro che oggi non è rappresentativo di troppi gruppi. Affollato, diciamo. Troppo affollato. E lì lui spererà che col tempo qualcuno non sia più in grado di gestire quei voti del centro e che quindi possa mettere insieme, perché anche Calenda è lì, che sta vuole facendo, 20%, ci sono tantissimi, e altri, è come Paragone, dove andrà a finire anche lui, per dire ma possiamo elencarne, diciamo Lupi e il suo gruppo, oppure il sindaco di Venezia se vogliamo. Stiamo parlando di piccole frange. Una cosa è certa, se la legge elettorale ritorneranno le preferenze, ritorneranno che è dimezzato il Parlamento e il Senato, sicuramente ci sarà una strage, perché tutti questi personaggi non hanno preferenze, quindi punteranno sicuramente al proporzionale, non so se poi passerà o meno, tutto dipenderà per sopravvivere che tipo di legge elettorale sarà fatta. Comunque lo sbarramento del 3% rimane confermato. E da lì, se dovesse essere che passasse questo, però io credo che fino all'ultimo giorno in cui non sarà fatta la legge non si capirà perché
qualcuno vorrà rimanere in quel posto trovando dei sistemi a costo di rimangiarsi le parole come i 5 Stelle di quello che dicevano. Ormai siamo abituati che quello che si diceva ieri oggi non va più bene. Quindi il discorso Renzi è solamente di sopravvivere, perché poi il discorso penale, che poi sarà sicuramente assolto per insufficienza e quant'altro, lo abbiamo visto in tantissime persone, qui lasciamo l'amministratore da fare, sicuramente però deve preoccuparsi essere comunque un leader di un certo gruppo. E naturalmente secondo me il suo atterraggio, io credevo che il suo gioco non fosse su Mattarella francamente, ma fosse un gioco su qualche altra persona che penso io, nel senso per salvarsi, perché in cambio di, oggi è tutto questo abbiamo visto, no? In cambio di ti do questo, poi tu domani me dai l'altro. Quindi ero convinto che su Mattarella uscisse un altro nome, perché più di qualcuno aveva avuto un ruolo molto diverso. Invece Italia Viva, insomma... Non... No, scusa, anche per dire, no, il ragionamento che ha fatto Carlo non mi convince del tutto intanto, dico. Primo perché l'unico capo di partito che in qualche modo in questi anni si è dovuto salvare è il suo, certamente non il mio, che non ha fatto niente. Tant'è vero che già la Cassazione ha stabilito che Open era una fondazione e non era una corrente di partito. Quei 3 magistrati di Firenze gli hanno dato contro e sono stati giustamente denunciati da Renzi perché hanno fatto delle cose illegali. L'articolo 68 della Costituzione vieta di mettere sotto controllo il telefono di un parlamentare e loro l'hanno fatto e quindi pagheranno. Sentiamo la telefonata alla casa. Aspetta, prima vediamo la telefonata, poi preparati la risposta, che tanto sono sicuro che così almeno fai salire un po' l'audience tua, dai, così personale. Pronto chi parla? No, vabbè, tiriamo un po' su. Un altro paio di cosine. Sì, no, siamo qua apposta, Scoperito. Ti ho invitato apposta per... Pronto chi parla? Sì, pronto, buonasera. Chi parla? Io mi chiamo Andrea e chiamo da Bologna. Sì, prego. Allora, intanto buonasera a lei e ai suoi ospiti. Buonasera. Diciamo che la vera e propria natura del mio intervento è figlio di un ringraziamento più che altro. E mi riferisco al signore che rappresenta Italia Viva, che grazie a lui, se eventualmente andremo a votare, dobbiamo ringraziare più che altro della conferma, della più totale, che il PD, il Movimento 5 Stelle, la Lega e Italia Viva sicuramente avranno un consenso del 0,00001 e questo 1 sarà rappresentato proprio da quel signore lì. Grazie per avermi ascoltato e buona serata. Grazie al signor Andrea da Bologna. Anche a te. Insomma, comunque è un sondaggio anche questo. Uno di Bologna. È un sondaggio. È un sondaggio anche quello. No, non è un sondaggio. Scusami, I sondaggi si fanno con un rigore scientifico, non 4 persone che si collegano, magari la clac, ti sei portata la clac per andarmi contro. Perché poi comunque i sondaggi fatti in casa del PD, quelli là invece sono scientifici. Questo è il sondaggio che ha fatto Rai 3 Bianca Berlinghe. Rai 3 voglia, di tutti Forza Italia, imparziale. Ci metto 20 secondi. Forza Italia l'8,3%. Azione più Europa 4,1, Italia Viva 4,1, Europa Verde 2,7, noi con l'Italia 1,6. Questi che ho nominato fanno tutti insieme il 20%. Qual è l'area di questi, compresa Forza Italia? Perché io avere come compagna di partito Mara Carfagna dove bacerei per terra, voglio dire, ecco, per dire. Allora, questo 20%, se riesce ad aggregarsi, ma non per forza tutti insieme, magari in 2 parti, diventerà determinante per il governo dei prossimi 5 anni. Perché questo è già messo in saccoccia, questo, fino al 2023. Governa Draghi, che ne pensiate voi? O anche l'amico di Bologna,
Fatene una ragione. Draghi governa fino al 2023. Berlusconi sta già dicendo: ma io lo farei governare anche dopo il 2023. Lo dice Berlusconi, Silvietto, che Dio ci conservi anche lui, non lo dico io, perché è quello che vorrei anch'io. Certo, no? sì, io però... vorrei che Draghi riuscisse a governare fino a quando non finiscono gli effetti del PNRR. Sì, però, perché? Francesco, Perché degli altri non mi fido, fido solo di Draghi e anche Berlusconi. Grazie. Però il metodo scientifico di Rai 3, che è tutto da sperimentare, almeno penso, visto che Rai 3 chiaramente... No, però vabbè, questo lo dico io. Vanno contro tu mi hai citato Bianca va contro Renzi. Mi hai citato dei partiti che sono tutti a sinistra o a estrema sinistra. Non è vero, il primo è Forza Italia. Italia Più era Bonino, cioè parliamo di cose serie. Forza Italia è non di è sinistra, un centro, questo è sinistra. L'unico problema, scusami, di Italia Viva, tu pensi che quei 30, sono 30 circa parlamentari che oggi... Quanti di questi... 46, scusa, fra parlamentari e fra 46. Deputati. Quanti ne perderai che sono comunque del PD, dai, in verità? No, aspetta, scusa, a quando quelli parte sono cambia la legge, quindi Carlo, non so quanti ne... Quando quelli sono stati eletti nel PD, il segretario del PD era Renzi, con l'80% dei consensi dentro il PD. Porca miseria. Quindi sono nostri, non sono del PD. Sì, ma scusami. Adesso, scusa, tu... ti volevo dire, il mio ragionamento era un altro, perdonami. Capisco uno da come interviene se è un centrista o se è molto di sinistra. Allora, molti dei tuoi parlamentari non sono centristi. Appunto, è una fammi un nome. L'unico problema che... Renzi? Cristiano, fino al midollo. Andiamo anche quello della Sicilia, come si chiama? Faraone. Scusami, non mi dirai che quello è un centrista. Farà l'accordo con Miccichè, che è amico tuo. Sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Pronto, chi parla? Sentiamo. Pronto, buongiorno, buonasera. Chi parla? Anna da Venezia. Sì, prego, velocemente. Senta, direttore, intanto adesso io cambio canale perché, ma è possibile che dovete invitare sempre, non dico la parola, che nell'ultima fila, signor lo inquadri, signore dell'ultima fila, quello sempre con la manina alzata, con la manina alzata, lo inquadri bene. È lui. Signore, la manina se la metta dietro ai pantaloni. Va bene, ma dai, chiudiamo la telefonata, dai, queste cose non si possono sentire. Eccolo qua. Guarda, no, Francesco, dai, non esageriamo. No, rispettiamo un po' di rispetto. Ma dai, si scherza. Si scherza, no, per carità, qualcuno si potrebbe offendere. Lascia che qualcuno si offenda che mi offenda. Ti va bene? Tanto, guarda. Ti va anche bene. Vabbè, sì che mi va bene, mi ingrasso con le critiche altrui. Vabbè, comunque vediamo... Tanto questi mica sono elettori miei, questi. Vabbè, non lo saranno questi mai. Sono gli elettori della Meloni, mica elettori miei. Chi se ne frega di loro? Ma perché io pensavo che volessi fare un po' di catechismo per convertirli. Ma no, per quelli sono irriducibili, cioè non li posso pigliare, non li vorrei neanche pigliare. Io fascisti nel mio partito non ne voglio. Per essere chiaro, mi piacerebbe prendere quelli di Forza Italia, quelli sì, a cominciare da Mara. Ma perché? Ma gli altri no. Ma perché Mara in particolare? Quelli proprio no, non li voglio. Ma perché grazie, ma anche no. Ma perché Mara in particolare, visto che è già la terza, quarta volta? Perché è molto intelligente, è una donna, un deputato, una persona molto, molto capace. Io penso che noi abbiamo bisogno di gente così. Beh, in effetti Renzi è una cosa, mi sembra che dopo ci sia. Non puoi dire questo, che noi abbiamo... Marattin, l'hai mai sentito parlare di economia? No, non c'è nessuno che ne capisce di economia più di Marattin in Italia. Giacchetti sui diritti viene dal Partito Radicale, ma quello buono, non quello fasullo, insomma. Cioè, noi abbiamo gente veramente in gamba. Ma la Boschi? La Boschi? La Boschi era... Comunque Lovat, torniamo ai discorsi più importanti, che qua mi sembra che stiamo facendo troppa propaganda. Torniamo, se ci adeguiamo all'Europa per quanto riguarda questo Green Pass, cioè l'azzeramento del Green Pass. Questo torniamo. Torniamo a non essere più ricatti. Mi fate sentire, Francesco, vi facci sentire Lovat
Facciamo una previsione, perché qua stiamo parlando, non è giusto, però io la vedo male, cioè nel senso mi immagino ancora, vi ricordate l'anno scorso, 28 giugno, eravamo ancora con la mascherina in giro per la strada. Purtroppo adesso continuo a vedere persone con la mascherina in giro da soli, che portano il cane da soli con la mascherina, da soli in mezzo alla campagna. Si chiama libertà. No, si chiama condizionamento mentale. Sì. Però a paese mio, però sicuro che magari la penso. Però qua, cioè, se continuiamo così, alla fine hanno fatto finta di farci togliere la mascherina fuori, però tanto questa gente è abituata, se la tengono lo stesso, ma io non vedo, per esempio, molte nazioni più evolute di noi hanno già detto Freedom Day, ormai abbiamo, oppure danno una scaletta, dal primo fare così, dal 10, invece qui non si parla ancora di nulla, siamo ancora al buio, nonostante siano in calo terapie intensive, gente in ospedale, i malati la percentuale, ricordiamo, dei morti rispetto a malati è sotto la normale influenza, quindi negli anni passati. Quindi evidentemente c'è la volontà di non cambiare le cose, voglio pensare. Allora, due ordini di cose. Una, ieri sera facevano una partita di calcio in televisione, ho visto in Spagna, ho visto uno stadio stracolmo, Villarreal, e tutte le persone senza mascherina. In Spagna, sì. E in Inghilterra la stessa sera c'era un'altra partita a Londra e anche lì stadio pieno e tutte le persone senza mascherina. Si è ricominciato a vivere sia in Unione Europea, Spagna, sia chi è appena uscito dall'Unione Europea, Gran Bretagna, e così in Danimarca, così in altri paesi dove addirittura le misure non ci sono mai state, Svezia per esempio. Un altro paese fuori dall'Unione Europea, la Bosnia, non ha mai preso nessun provvedimento. Voglio dire, si può sopravvivere e con un atteggiamento serio si può affrontare l'emergenza sanitaria senza mettere in discussione i diritti civili e democratici. E purtroppo qui in Italia è stata fatta una comunicazione terroristica che ha condizionato molte persone. Ora è vero che se uno vuole andare in giro con la mascherina, io sono il primo che dice se ti senti bene vai, però non ci andava fino a 2 anni fa e ci va anche adesso che ormai la situazione è endemizzata e i dati sono da un punto di vista statistico semi-irrilevanti, ma non lo dico io, lo stanno dicendo loro con la comunicazione governativa. Evidentemente c'è un problema ed è dovuto anche ai partiti di cui si parlava prima, perché noi abbiamo un problema. Tanti di quei partiti che sono stati citati prima non esistevano alle elezioni, si sono formati in Parlamento e c'è questo malcostume in Italia che la gente si fa votare nella lista sicura e poi si fa il suo partito per una serie di motivi e di vantaggi e poi spera, se i sondaggi gli danno ragione, di potersi fare la sua bottega, perché i partiti in un paese come l'Italia stanno diventando delle imprese commerciali con oggetto la politica. Purtroppo l'Italia, a causa del debito e a causa delle tante deleghe che il Trattato di Lisbona ha fatto all'Unione Europea rispetto alle facoltà di emanare leggi, l'Italia è diventato un paese a sovranità ridotta, limitatissima. Non c'è possibilità di ricambio o è molto ridotta, perché se io volessi, per ipotesi, fondare un partito federalista popolare, vado così per dire, dovrei raccogliere un sacco di firme, mentre chi è in Parlamento si beneficia di una legge in cui basta la firma di un parlamentare per presentare la lista. Questa è un'altra grave discriminazione democratica. Non solo, ci sono le liste bloccate, almeno nell'attuale legge elettorale, se cambia io lo spero, le liste bloccate garantiscono il posto ai primi della lista e chi fa il gioco di stare a metà confida di riuscire a eleggere i suoi al centro e poi di riuscire a posizionare, non lui, chi sta sopra, chi regge le fila del gioco, posizionare tanto a destra quanto a sinistra i propri uomini in cima alla lista, perché poi in Parlamento si fa la sua maggioranza trasversale che infatti determina dei governi che sono sempre diversi da come si presentano i partiti alle urne. Se non si è ancora capito che inItalia c'è questo gioco in piedi da quasi 10 anni, vuol dire che non si sta capendo come funziona. Come funziona? È dal 46 che questo gioco è... no, la legge elettorale con le liste bloccate è stata prima il cosiddetto Porcellum e poi il Rosatellum. Lo scandalo è che non possiamo pensare che da 10 anni abbiamo un Presidente del Consiglio mai eletto.
Cioè, questa è la cosa vergognosa. Ma è l'effetto diretto in un paese democratico. Esatto, ma è la logica conseguenza di una legge elettorale che è fatta apposta per arrivare a questo. Quindi dimmi il nome di un Presidente del Consiglio che è stato eletto? In che senso? Tu hai appena detto che... Berlusconi? Anche Prodi prima a suo tempo. Berlusconi l'ha eletto il Parlamento, non l'ha eletto il popolo. Era dentro. Sentiamo la telefonata da casa. Scoprite, lei fa troppo il sofista. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buonasera. Parla Giorgio di Padova. Sì, prego, mi dica. Sì, buonasera. Senta, mi permette che possa cambiare argomento? Vorrei affrontare un attimo l'argomento della questione della Russia e dell'Ucraina. Sì, abbiamo sentito il presidente degli Stati Uniti, Biden, lamentarsi, strapparsi i capelli, pestare i piedi per terra, eccetera, perché quel cattivissimo di Putin si permetterebbe di invadere, ma non l'ha ancora invasa, l'Ucraina. Ora io vorrei rammentare a Biden che gli Stati Uniti hanno invaso l'Afghanistan, hanno invaso l'Iraq, hanno condotto guerre di aggressione contro la Libia, contro la Siria, provocando centinaia di migliaia di morti. Loro sono i democratici. Purtroppo hanno tanti servitorelli in Europa che assecondano le isterie americane. Isterie si fa per dire perché la loro aggressione, il loro essere guerrafondai è ormai connaturato alla loro specie. Bene, grazie di questo intervento. Purtroppo siamo in chiusura, mancano pochi minuti. Cioè, effettivamente anche quello, approfitto di quello che ha detto il nostro amico da Padova, non ha detto il nome, del nanismo politico italiano. C'è un post oggi che gira, che io spero che sia vero, non ho avuto possibilità di approfondirlo, mi dicono che è vero, in cui, Lovat, vuoi dire un po' che cosa quella è la brutta figura che ha fatto il ministro degli esteri, il signor Di Maio, che in un momento di eccitazione evidentemente e di concitazione generale ha detto che non avrebbe più voluto avere contatti con la Russia fino a che l'Ucraina è sotto minaccia. La diplomazia serve invece proprio per cercare di dipanare le matasse. Lavrov, il ministro di lunghissimo corso russo, ha risposto anche con del sarcasmo, ricordando che la diplomazia serve proprio nei momenti di difficoltà e non per andare a fare viaggi in giro a mangiare cibi esotici pagati dal proprio Stato. Tutta l'Italia ha fatto una bruttissima figura tramite del signor Di Maio, una vera figura Di Maio, ecco. Se vogliamo capire. Hai messo un post simile, una vera figura Di Maio. Quindi che ha fatto Di Maio? Spiegami bene che cosa ha fatto. No, stia attento, scopri di quando faccia la trasmissione. È stato riportato da tutte le agenzie di stampa. Ha detto che non vuole avere più a che fare con la Russia. Fino a che l'Ucraina sarà sotto minaccia. Fino a che l'Ucraina sarà... Sai che ti dico? Adesso gli telefono e gli dico bravo. Allora quindi anche il 5 Stelle appoggio quello che hai fatto. Volete prendervi anche il 5 Stelle al centro? La penso come lui. Volete prendervi anche il 5 Stelle al centro, allora, non solo Azione. Guarda, sai che cosa dovremmo fare noi? Giusto per se ho un secondo per dirlo. Sai che cosa dovremmo fare noi? Mettere subito l'Ucraina dentro la NATO. Subito. Subito. E poi vediamo se quel gradasso continua a fare il gradasso e ti manda i missili. Vabbè, vediamo. Ti chiude i rubinetti del gas. La diplomazia serve apposta ad evitare i conflitti, non a fomentarli. Ma tu non attacchi uno Stato. È chiaro che di fronte al passo che ha fatto Putin, se l'Europa non fosse quella delle cozze a 25 mm, se non fosse quella delle zucchine, che il vino italiano è nocivo, se non fosse questo l'Europa potrebbe fare quello, sono d'accordo con te. Perlomeno minacciarle di farlo. Tu ti prendi quelle due regioni almeno e noi mettiamo l'Ucraina dentro la NATO. E vediamo se poi marci su Kiev. Non facciamoci prendere in giro dalla propaganda, né da una parte né dall'altra. La questione è il gas russo.
E un falso problema, Davide, anche quello è un falso problema. Il Nord Stream 2 lo hanno finito l'altro giorno e l'hanno bloccato. Erano 6 anni che continuavano a imporre interventi per bloccare. Siccome gli Stati Uniti non vogliono che l'Europa diventi un concorrente pericoloso non vogliono che ci siano relazioni forti con la Russia, vogliono viceversa che l'Ucraina, stato cuscinetto costruito dal nulla, dalla dissoluzione dell'URSS, sulla base di un disegno interno fatto prima da Lenin e poi previsto da Stalin e completato da Khrushchev, uno Stato mai esistito prima, che si autodetermina nel 91 sulla dissoluzione dell'URSS. Quello Stato serve apposta per fare da cuscinetto tra la Russia e l'Europa e far pagare i dazi, tra l'altro, per aumentare il prezzo. La situazione è come Cuba, però. Allora, siccome fin dall'inizio i russi hanno sempre detto non vogliamo la NATO sui confini, è evidente che quando hanno messo Zelensky, un uomo dell'apparato mondialista, Zelensky per famiglia, per storia, andate a guardare la vicenda personale e familiare di Zelensky e saprete chi è Zelensky. Ma chi l'ha messo, scusi, i poteri forti? Zelensky fa parte di quel gruppo di governanti a livello mondiale che rispondono. Zelensky faceva il comico. Lo so benissimo cosa faceva Zelensky. Come Grillo. Lo hanno tirato su. Ma pensa un po', l'hai detto. Ah, ecco, deve essere finanziato da Soros. Ecco, questo. Trudeau, Macron, anche amici tuoi, erano tutti quanti di un disegno che ha portato Zelensky al governo e nel 2019 subito ha proposto di riformare la Costituzione ucraina, che vietava prima l'ingresso nella NATO e nell'Unione Europea. Invece l'articolo 85, mi pare, della Costituzione ucraina è stato modificato nel senso di consentire all'Ucraina di entrare. Putin ha alzato subito il livello, perché lui non può accettare le basi americane sul confine. È una questione strategica. E sono d'accordo. Mettetevi nei panni suoi. Io sono l'ultimo che difende un regime non democratico. Ho fatto un post facendo il paragone, come ha detto Carlo prima, con Cuba. Era accettabile dall'America che Cuba ospitasse i missili russi? No. E non è accettabile che l'Ucraina. Ma detto questo, torniamo alla faccenda economica. Sì, Scopelliti, però rapidamente. No, non solo ma anche un argomento interessante, l'audience mi va giù. Il gas. Sapete quanto vale il gas russo in Europa? Il 12%. Cioè, la percentuale di gas che consumiamo in Europa per il 12% complessivo viene dalla Russia. Per la Russia le esportazioni verso l'Europa invece sono il 40% di tutte le sue esportazioni. Quindi sapete che succede se si blocca il gas russo? Che i russi muoiono di fame e noi compriamo il gas dall'Algeria. Hai capito? Questo è il punto. Questo è il punto. Glielo manderà alla Cina, ma non è che glielo può mandare tutto alla Cina, anche perché non ci sono gasdotti con la Cina. E per portarglielo con le navi devi fare il giro del mondo. E noi dovremo comprare il gas americano. 30 secondi per Guglielmo, poi sentiamo Io Guglielmo. Vorrei fare solo un appello, visto anche l'amico Italia Viva ed è un medico, giusto? No, non sociologo. Vabbè. Allora, voglio aspirante medico. Più di medico. Neanche aspirante allora, medico. Il mio appello è questo. Perché non si mette, l'ho sentito solo parlare, un fondo per quelle persone, anche eventualmente molto malate dopo il vaccino? Io chiedo questo, un aiuto per quelle persone. Sono d'accordo. Questo vorrei che ci fosse dalla parte di Draghi. Vorrei capire anche per quanto riguarda, il turismo morto da un anno, da settembre se non prima, che non ha ricevuto nulla e non si è mosso nessuno. Scusami, tutte queste 5-6 mila agenzie, oltre a chi tour operator che sono bloccati anche loro, non si è dato un soldo da quando hanno chiuso, voglio dire. Non è vero questi sono no, è vero. Un po' di soldi da settembre, scusa, qui da settembre non hanno avuto e non hanno lavorato. Voglio dire, possibile che se questa chiusura mascherata col ricatto finale che ho iniziato prima all'inizio, cioè è vergognoso che Draghi si presti a qualcuno del governo maggiormente che riesce a condizionarlo, perché non è possibile una persona come lui, di un'esperienza che tutti lo abbiamo lodato come risoluzione,
ci sia una situazione in Italia come molti ristoratori e altre attività che sono penalizzate. Ecco, sì, no, poi lei, Guglielmo, se è una linea diretta con Berlusconi, chiede a Berlusconi di parlare con Draghi di questa cosa. Se una volta difendeva gli imprenditori, mi sa che si è dimenticato. Lovat, 30 secondi se vuoi chiudere con... Sì, volevo finire solo sulla questione del Donbass, perché io sapete che sono impegnato anche a difendere il diritto di autodeterminazione dei popoli. È una zona di confine e come tutte le zone di confine è problematica. Anche qui nella Repubblica Italiana c'è l'Alto Adige che ha determinate caratteristiche, sono state regolate dal patto De Gasperi-Gruber a suo tempo. Lì non ci sono state contrattazioni fatte in maniera lungimirante. I due oblast, Lugansk e Donetsk, hanno votato in percentuale massiccia, attorno al 90%, per andare entro i confini russi, perché sono russofoni, sono in gran maggioranza russi. A un certo punto bisogna tenere in considerazione anche la volontà della gente, ricordando che l'Ucraina è uno Stato che è stato costruito a tavolino. Bolzano deve andare con l'Austria. Bolzano al momento attuale sta in Italia. Casomai arrivassero. Provvisoriamente. Non c'è nulla di definitivo. I confini non sono scolpiti sulle tavole della legge. Benissimo, L'Ucraina 30 anni fa non esisteva. Ok, allora salutiamo, siamo in chiusura, salutiamo il dottor Marco Lucentini, siamo stati con lui 5-6 minuti all'inizio per parlare di food. Carlo Guglielmo, responsabile senior Albignasio con Forza Italia, mi è piaciuto molto l'appello al turismo, perché ci dimentichiamo sempre di questo aspetto che è fondamentale per l'Italia, però la politica è sorda. Poi salutiamo ovviamente Davide Lovat, condividiamo appieno i concetti espressi a tutela dei cittadini nel rispetto della Costituzione che ancora non c'è, manca. Ringraziamo Francesco Scopelliti, dirigente politico Italia Viva, non si sa ancora se ancora il partito rimarrà così, che comunque mi ha fatto, per colpa tua, mi ha fatto passare. Con me non sei l'audience. tanto d'accordo, con lui sei d'accordo. Sì, mi hai fatto passare l'audience, qua abbiamo un crollo vertiginoso, no, invece ti ringrazio per lo spirito. No, ti ringrazio per lo spirito con cui veramente intraprendi il ruolo di ospite, fantastico, mi piace moltissimo, grazie ancora. Ecco, la prossima settimana ci sarà una puntata veramente speciale, non dico nulla, vedrete sui social, incrociamo le dita, avremo molto da dire, quindi vi aspetto mercoledì prossimo, insieme delle persone c'è sempre. Alla prossima, grazie. Brava signora, brava. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una